figura del vigile urbano, fino a pochi anni fa spesso sovrapposta a quella di burocrate per gli atti amministrativi, ha lasciato ormai spazio nella visione comune a un vero e proprio poliziotto di città e di paese, con competenze sempre maggiori e sempre pronto ad affrontare le sfide che il presente e l'immediato futuro gli impongono. Una sfida questa strettamente legata ad una società in continua evoluzione, con problematiche sempre nuove e mutevoli, soggette alla crisi economica, a nuove situazioni di povertà e precarietà, a fenomeni di micro e macro criminalità che creano timori nella popolazione. Ora, grazie alla fattiva collaborazione e dal lavoro fatto in sinergia con le altre forze dell'ordine nazionali, la polizia locale viene vista sempre più come un baluardo che si oppone alle situazioni di degrado sociale, opera un'adeguata strategia di prevenzione e nel caso anche di repressione dei reati che più colpiscono la popolazione e ne minano la tranquillità. Parliamo ad esempio dei furti nelle abitazioni e delle auto, le truffe, le situazioni di sfruttamento della prostituzione e il fenomeno dell'accattonaggio nel quale si annidano vere e proprie organizzazioni criminali che non si fanno scrupoli a sfruttare i più deboli e i più poveri. Anche per questo la polizia locale è impegnata ogni giorno per difendere i propri cittadini. Ai turisti italiani e stranieri dunque la polizia locale, insieme alle proprie amministrazioni pubbliche, cerca di garantire quella tranquillità che si ricerca e si pretende durante una vacanza, con sforzi spesso inimmaginabili e con turni garantiti molte volte nell'arco delle 24 ore, fornendo un'attività di vigilanza a 360 gradi. Questo sforzo estivo, tuttavia, non coinvolge solamente le località di mare, poiché il surplus di lavoro interessa anche tutto l'entroterra a causa dell'aumento del traffico che fluisce verso le spiagge, oltre poi ai servizi serali legati alle varie attività ricreative organizzate dalle singole amministrazioni. Troppo spesso allora la figura della polizia locale viene vista e liquidata in modo affrettato ed approssimativo, come il vigile che commina le multe, senza dimenticare invece che questa attività è ormai divenuta una piccola parte dell'attività professionale del corpo. Oggi, nel terzo millennio, l'obiettivo principale è divenuto la sicurezza urbana, intesa nella più ampia accezione del termine. Ne sono dimostrazione alcuni dati dell'attività svolta nel 2018 dai comandi del Portogruarese, come le 150 persone denunciate, le 5 persone arrestate, i 566 incidenti rilevati, i 25.306 oggetti sequestrati, gli 880 stranieri identificati e le 218 ore di educazione stradale. Questi pochi dati ci fanno capire facilmente come quel vigile urbano degli anni 70 e 80 si sia trasformato pian piano negli anni 90 in agente di polizia municipale, per divenire negli anni 2000 vero operatore di polizia locale sempre al fianco del cittadino.